Lovadina sul Greto del Piave, una meta ambita dai cittadini per trascorrere una giornata in mezzo alla natura, ma attenzione ai divieti. Il primo fra tutti è quello di balneazione. I rischi insidiosi di questo fiume sono noti, ma non a tutti. All'inizio dell'estate ci sono state delle vittime. I controlli non mancheranno, soprattutto per i falò. Il caldo e la brace potrebbero innescare incendi fra la vegetazione. Il sindaco della Pietra nella mattinata si è trovato di fronte a falò che erano stati già accesi ed altri pronti per esserlo. Il picnic dovrebbe essere fatto nei luoghi adibiti, noi abbiamo un'area attrezzata poco distante da qui siamo proprio sul Greto del Piave e fatalità siamo venuti qua e mi sono accorto che ci sono dei falò, per così dire, creativi e ricordiamo che anche i fuochi a terra sono vietati, per cui ecco questo tipo di costruzioni meglio evitarle insomma. Il sindaco a malincuore ha dovuto rimuoverlo. Per chi vuole cercare il refrigerio da questo caldo, il primo cittadino consiglia. Se ci si vuole bagnare e rilassare nell'acqua ci sono le piscine pubbliche dove c'è anche il bagnino e si rischia sicuramente meno, quindi dai. A buon intenditor poche parole sui controlli, poi spiega. I controlli ci saranno, però ecco, non è che dobbiamo avere una task force che vada più di dire venite al Piave, godetevi il Piave, però evitate di buttarvi in acqua perché i rischi sono tanti. Rispettare la natura è d'obbligo. Evitate di abbandonare i rifiuti. Abbiamo trovato una ciabatta, dei sacchetti di patatine, un po' di roba, adesso li raccoglieremo, delle lattine di birra. Insomma sì, cerchiamo di mantenere puliti i luoghi che si frequentano, ma questo non solo per il Piave, tutti i luoghi che andremo ad occupare ecco, a Ferragosto, manteniamoli puliti. Chi trasgredisce rischia una sanzione salata. E adesso tra l'altro con l'abbandono di rifiuti c'è stato un aggravio, per cui attenzione perché pare si arrivi o c'è un progetto per far arrivare fino a 12.000 euro di sanzione, quindi io eviterei, ecco, è un consiglio quello che do. Però al netto di questo io credo che l'ambiente e il territorio vadano rispettati. Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio meraviglioso, perché dobbiamo lordarlo per cosa? Poi insomma, portiamo a casa i rifiuti, siamo tutti felici e anche noi di non fare le sanzioni.